Allora, è mio gradito compito dare ora la parola per questa prima sessione a Giulia Albanese. Ringrazio per il suo contributo. Grazie a tutti per avermi voluto qui con una certa responsabilità. Mi è stata assegnata una relazione su Carlo Anti tra nazionalismo e fascismo ed è effettivamente un tema che richiede molto approfondimento ancora, direi, proprio insomma, per le vicende complicate con cui la storia fa i conti con il passato degli uomini e il loro rapporto con le ideologie di cui appunto il professor Milanesi ha dato testimonianza orora. Nell'iniziare a scrivere al suo diario, il 25 marzo del 1943, Carlo Anti rifletteva sui momenti rilevanti della sua vita passata, affermando: «Non ho mai tenuto un diario e ho fatto male, non perché valesse la pena di raccontare agli altri quanto mi è occorso nella vita, ma perché, certo, mi farebbe oggi tanto piacere l'avere preciso ricordo dei grandi eventi vissuti, dei molti paesi vinti, di tante persone, anche notevoli, conosciute. La guerra del 15-18, la lotta politica fra il 19 e il 22, i viaggi in Levante, in Africa, in Europa, 11 anni di rettorato, mentre il mondo cambiava così radicalmente, erano pur degni di essere ricordati anche sotto la prospettiva particolare di un uomo». Carlo Anti aveva allora 54 anni, insegnava a Padova da 21 e da 11 era il rettore dell'Ateneo. E quando cominciò a scrivere questo diario si apprestava ad attraversare quella che probabilmente avrebbe ricordato come la stagione più difficile della sua vita. Attraverso queste poche righe si intuisce però che nell'intreccio tra la vita politica, ivi compresa la partecipazione alla guerra, quella scientifica e quella accademica, dovessero cercarsi per lui i momenti più significativi della vita appena trascorsa. Obiettivo di questa relazione, frutto di un lavoro appena cominciato e che si spera di poter successivamente approfondire, è provare a riflettere sul modo in cui Anti pensò e visse il nazionalismo e il fascismo, per riconoscere appieno i fondamenti di quel suo ruolo di intellettuale militante del fascismo, come ebbe a definirlo ormai diversi anni fa Mario Isnenghi, e dare in questo modo qualche spunto per leggere le specificità del suo essere fascista, anche in rapporto ai suoi studi. Carlo Anti era arrivato a Roma poco dopo la Marcia su Roma. Nato a Verona, si era laureato a Bologna nel giugno 1911 con il massimo dei voti e pochi mesi dopo aveva vinto una borsa di studio per partecipare ai corsi della Scuola Archeologica di Roma, città in cui 3 anni dopo sarebbe stato anche nominato ispettore del Museo Preistorico Etnografico. Gli anni romani furono per Anti senz'altro anni intensi, in cui manterrò il suo avvicinamento al nazionalismo, sancito dall'iscrizione alla sede locale dell'Associazione Nazionalistica Italiana nel dicembre 1914, in piena battaglia per l'intervento. All'Ani, il giovane Anti maturò probabilmente alcuni dei suoi contatti più rilevanti della sua vita politica e accademica, tra i quali senz'altro bisogna considerare quelli con Emilio Bodrero e Luigi Federzoni. Ed è a partire da questa esperienza di interventista che Anti, nel maggio del 1915, si misurò successivamente con la guerra, una guerra che aveva fortemente voluto, venendo arruolato nell'80° reggimento di fanteria. Anti affrontò questa esperienza con grande energia e con un valore che è documentato dalle 2 Croci al Merito di Guerra e dalla medaglia d'argento al valor militare ottenuta per la sua capacità di tenuta e di guida dei soldati durante una ritirata nel 1915, o almeno così recitano ovviamente le giustificazioni della medaglia, a Trambileno vicino a Rovereto. Finita la guerra, Anti tornava nel 19 al lavoro al museo, per partire poi in missione archeologica nel Levante nel 1920. Contestualmente partiva la domanda per un posto da professore universitario che l'avrebbe portato a sospendere anzitempo la missione archeologica e ad ottenere il posto di professore straordinario di archeologia presso l'Ateneo Patavino nella primavera del 22. A Padova egli dovette senz'altro trovare un ambiente confacente non solo alle sue ambizioni di studioso, ma anche alle sue inclinazioni politiche. L'Ateneo Patavino si era infatti distinto fin dal Risorgimento per l'attività politica di studenti e docenti in favore dei valori risorgimentali e poi, in anni più recenti, nelle battaglie interventiste e nazionaliste.
Anche se non mancarono voci discordanti, non vi è dubbio che la linea, che non deve essere vista come un'evoluzione necessaria naturalmente, dal risorgimento al nazionalismo e all'interventismo, fosse prevalente nell'Ateneo, almeno dal punto di vista della sua forza sulla scena pubblica. E questo senz'altro andava nel senso delle personali inclinazioni dell'archeologo veronese. Non è un caso se, anche in ragione di questo contesto, Carlo Anti, a un anno appena dal suo arrivo a Padova, si fece promotore di una sezione del Sindacato Nazionale Fascista tra professori universitari, siamo a pochi mesi dalla marcia su Roma, per difendere da una prospettiva pienamente fascista le prerogative accademiche in vista di una non auspicata riforma dell'insegnamento superiore. Questa organizzazione veniva fondata quindi sulla base di una posizione di distinguo rispetto alla direzione riformatrice intrapresa da Gentile nell'assunzione al Ministero dell'Istruzione, un ministero che, come sappiamo, era cominciato all'indomani della marcia con la realizzazione della più fascista delle riforme, quella della scuola. Questo iniziale attivismo di Anti può essere letto in più modi, ma ci racconta senz'altro di un suo modo militante di affrontare l'evoluzione politica e sociale che stava maturando nel Paese e la volontà di intervenirvi in prima persona. Un attivismo che caratterizzerà senz'altro la sua presenza a Padova come professore e poi soprattutto come rettore e che pone non pochi problemi alla lettura complessiva della sua parabola politica e di amministratore e che ne fa ancora una volta, un intellettuale militante con un profilo particolare. Se infatti la sua attività in Ateneo è caratterizzata dall'accoglienza piena di valori fascisti come elemento di orientamento dell'azione di governo delle università, ma anche come punto focale dei valori trasmessi alle giovani generazioni, egli si fa al tempo stesso portatore a Padova di un tentativo, sia pur parziale sia pur problematico e che andrebbe approfondito, di preservare il corpo accademico dagli aspetti più aspri e cruenti della guerra civile e dei suoi lasciti. Un tentativo però che avviene, non va dimenticato, nei limiti di leggi pienamente accettate e messe in opera senza sconti, che definirono l'espulsione del corpo accademico di chi non giurava fedeltà al regime e di chi era ebreo, ovviamente in fasi successive. Quell'esperienza, di cui altri parlerà più diffusamente, permette però di fare incrociare nella biografia di Anti ruoli diversi e di leggerne il ruolo non solo sotto il segno dell'intellettuale militante, ma anche dello zelante intellettuale funzionario, quale egli si fece durante tutto il fascismo, sia negli anni 30 che poi nella radicalizzazione con l'adesione alla Repubblica Sociale Italiana e l'incarico alle direzioni generali delle belle arti. Ma su questi ruoli si potrebbe ovviamente dire anche molto altro. Come ho già detto, però, non sarà questo il cuore di intervento, anche se tornerò su alcuni di questi punti in chiusura. Vorrei provare invece a declinare il fascismo di Anti, un fascismo che si caratterizzò sempre per la sua matrice nazionalistica. Attraverso il nazionalismo maturava infatti la scelta antidemocratica all'interno del Paese, forse dagli anni precedenti la guerra, ma su questo bisognerà continuare a lavorare, perché i documenti rinvenuti fin qui sono molto ridotti. E dal nazionalismo proveniva senz'altro anche una concezione della politica estera dell'Italia, orientata alla politica di potenza, e in cui il ruolo dell'Italia nel mondo era senz'altro un elemento dominante cui sottomettere qualsiasi altra considerazione di carattere politico, ma anche culturale. Una concezione, questa, che trovava la sua ragion d'essere anche negli interessi scientifici di Anti, con intersecarsi di piani che è già stato studiato ma che andrebbe senz'altro rideclinato anche a partire dalla specifica esperienza di uno studioso come fu Carlo Anti. Va qui senz'altro ricordato, almeno, che la questione del rapporto con le altre nazioni e dell'orizzonte di potenza nel quale l'Italia opera è centrale per Anti in relazione anche al modo in cui riflette al suo ruolo e alla sua missione, si potrebbe dire, di archeologo. La storiografia infatti ha spesso, per diverse ragioni, tenuto separata la riflessione sul fascismo regime dalla riflessione sull'esperienza coloniale fascista, e però l'intersecarsi di queste due dimensioni appare cruciale per riflettere all'esperienza di Anti e con lui di una parte della classe dirigente nazionalista al fascismo. In un promemoria al capo del governo Benito Mussolini nel 1931, Carlo Anti faceva il punto sulla missione archeologica italiana in questo paese e sulla sua storia, ricordando, a conclusione della relazione, il valore politico di questa impresa, come un aspetto, cito, della lotta di affermazione culturale che vi conducono tutte le grandi potenze, e sottolineando come l'archeologia stessa non fosse che uno strumento, tra i primi, per la politica di potenza intrapresa dall'Italia a partire dall'impresa libica.
Nella visione di Anti, queste missioni davano, e cito ancora, la misura delle possibilità, delle capacità e della nobiltà dei singoli paesi. In questa prospettiva, la definizione di uno spazio per l'archeologia italiana era funzionale all'affermazione del valore del paese nel confronto con gli altri e non solo nella ricerca. Infatti, se l'esplicitazione del valore anche politico degli scavi, sia in contesto coloniale che in contesto extraeuropeo, era senz'altro anche funzionale a guadagnare il sostegno del governo e il finanziamento dello stesso di importanti missioni archeologiche, d'altro canto sarebbe riduttivo limitare a questo tipo di interpretazione il ruolo di queste missioni. Il Mare Nostrum e il richiamo all'impero costituivano un solido terreno di incontro, di legittimazione e di riconoscimento reciproco tra studiosi e classe dirigente politica fascista. Tuttavia, e questo sembra particolarmente rilevante, nella relazione di Anti a Mussolini non c'era solo il generico richiamo alla politica di potenza dell'Italia, ma l'archeologo veronese, riflettendo più specificamente sulla missione di Teptunis, enfatizzava la specifica importanza politica di questa missione, e cito, piantata nel cuore della zona abituale rifugio dei ribelli cirenaici e capace così di fornire, e cito ancora, un autentico contravveleno alla propaganda antitaliana che questi compivano e di permettere, anche a chi vi lavorava, di interloquire con alcuni di questi profughi che vi si presentavano per consiglio e aiuto alla missione. Anti scriveva in questa relazione negli anni di più attivo impegno dell'esercito italiano in Cirenaica, anni questi dedicati alla riconquista del territorio libico e al controllo della resistenza locale. La riconquista italiana di questi territori si tradusse proprio in questi anni nell'internamento e nella reclusione in campi di concentramento delle popolazioni cirenaiche con effetti violentissimi. Nicola Labanca ha ricordato come la popolazione della Cirenaica si ridusse in questi anni di più di un quarto. La metà dei 200.000 residenti nel 1911 era stata infatti deportata e di questi almeno 40.000 morirono immediatamente. Pare difficile che Anti non fosse almeno vagamente a conoscenza di quanto era avvenuto e stava avvenendo, anche se probabilmente questo apparve a lui, come a molti altri, e sicuramente al regime fascista, come un inevitabile effetto collaterale del controllo di un territorio che l'Italia aveva il diritto storico di conservare. È in prossimità della Seconda Guerra Mondiale, tuttavia, che alcune delle riflessioni più esplicite sul rapporto dell'Italia con le altre nazioni e sul ruolo della guerra emergono. Pochi anni prima di cominciare a scrivere il suo diario, nel 1937, in una conferenza o in una lezione sulla storia d'Italia tra il 1865 e il 1915, una conferenza in un momento che vedeva già nel suo orizzonte la guerra, non dimentichiamo che siamo all'indomani dell'impresa di Etiopia e la partecipazione alla guerra di Spagna dell'Italia era già cominciata, il rettore dell'Ateneo segnalava la sua ambivalenza rispetto a quella fase storica dell'Italia liberale che considerava come le origini della nuova Italia, vedendola al tempo stesso come una fase vicina e lontana. Nello sguardo di Anti, 3 elementi risultavano centrali in questa lettura: la relazione dell'Italia con le altre nazioni, significativamente il primo punto della sua riflessione, la vita economica e infine la lotta politica. In apertura, egli enfatizzava così l'importanza di alcune parole principio fasciste e in particolare la frase «molti nemici, molto onore», sottolineando come esse si proponessero quali guide fondamentali, cito, nel campo e nel momento del pericolo, e indicando come potessero orientare la tattica politica nella direzione, e cito ancora, di eliminarli, si tratta dei nemici, uno alla volta, possibilmente facendosi aiutare dagli altri. La conclusione di Anti attorno a questi temi era, se possibile, ancora più radicale di quella adottata dal noto detto fascista. Anti, infatti, arrivava ad appuntare e sottolineare la frase «gli stranieri sono tutti nemici», cui aggiungeva in secondo piano effettivi o potenziali. Naturalmente va considerato il contesto in cui queste parole furono scritte e in cui eventualmente furono dette, diciamo, il contesto non è neutro rispetto a questo tipo di discorsi. Non stupisce che in questo quadro la Seconda Guerra Mondiale non risultasse come un accidente della storia del fascismo, come talvolta si pensa, malgrado le lunghe tergiversazioni del regime al momento dello scoppio, per certi versi inatteso, ma come un destino politico ricercato e voluto dal fascismo.
Carlo Anti lo diceva chiaramente, peraltro, nella relazione per l'inaugurazione del primo anno accademico della Seconda Guerra Mondiale. Noi tutti, e il GUF e la milizia, per anni abbiamo lavorato a preparare gli studenti alla grande prova che sentivamo decisiva e imminente. Sono in questo senso significativi anche alcuni appunti relativi al ruolo dei giovani nel secondo conflitto mondiale, letto in contrasto con l'esperienza del primo, che era stata anche la guerra a cui Anti aveva partecipato in prima persona. Questi appunti, che si possono attribuire senz'altro ai primi mesi della guerra italiana, e quindi all'estate del 1940, riflettevano su come la volontà di partecipare dei giovani in questo secondo conflitto fosse più ampia dell'effettiva possibilità di farlo ed evidenziavano come nel 1940 questo determinasse, cito ancora da Anti, maggiore sorpresa e in un certo senso disillusione, la parola è sottolineata, tra i giovani, in quanto, preparati gli animi e i corpi alla guerra, hanno visto ridotto l'impegno a pochi invidiatissimi privilegiati. La differenza tra le due guerre non si fermava però in questi appunti alla diversa attitudine dei giovani, ma si orientava anche a riflettere sui vantaggi dell'Italia in questo secondo conflitto mondiale. Un conflitto che a confronto con il primo appariva fulmineo e rispetto al quale la condizione dell'Italia appariva molto cambiata, dal momento che in questo momento, cioè nel secondo conflitto, l'Italia non combatteva per l'indipendenza in patria, ma per l'impero fuori. Questo rendeva le rispettive posizioni di Italia e Inghilterra, tra l'altro, invertite rispetto al passato, dal momento che in questo conflitto l'Inghilterra, nel 1940, si trovava invece in una posizione di svantaggio, costretta a combattere per la difesa della patria. Anti concludeva quindi l'intervento con presagi di sicura vittoria per l'Italia, considerando che il numero di giovani in Italia e Germania rispetto a quello di Francia e Inghilterra fosse impietoso per questi ultimi paesi, e aderendo così all'idea mussoliniana, e non solo sua, ma c'è una contraddizione perché in realtà all'inizio sembrava voler dire altro, che nel numero di abitanti della nazione se ne dovesse riconoscere la forza e la speranza di vittoria. Quest'imminente vittoria era poi descritta come portatrice di giustizia, specie contro i francesi che si erano macchiati di infamie contro gli italiani, ridicolizzandoli di fronte alle sventure di Caporetto e contribuendo poi a rendere mutilata la vittoria ottenuta da Vittorio Veneto dall'Italia. La comparazione tra la prima e la seconda guerra mondiale risulta particolarmente interessante non solo dal punto di vista militare, di cui potrebbe parlarci bene molto meglio di me, soprattutto il professor Del Negro, ma dal momento che ormai da alcuni anni la storiografia contemporanea ha avviato qualche sommario cantiere su questo tema, leggendo invece la scarsa partecipazione giovanile al conflitto, da Anti richiamata sotto il segno della disillusione dei giovani che non possono combattere, ma anche della non necessità dell'arruolamento di un così alto numero di uomini, come un segno, anche secondo i parametri dell'epoca, del fallimento e la propagazione delle idee fasciste nei giovani italiani. Se infatti la partecipazione giovanile, in particolare quella della gioventù borghese, studentesca, alla Prima Guerra Mondiale, si svolse tutta sotto il segno di una guerra, diciamo, auspicatamente volontaria, perché dal punto di vista tecnico non fu così, molto diversa fu invece la situazione nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quando anche in relazione all'esenzione della leva per gli studenti universitari, gli iscritti alle università in Italia, educati al motto di crescere, obbedire e combattere, aumentarono nei primi anni di guerra, anche in relazione al conflitto, e con riscontri puntuali e noti ad Anti all'Università di Padova, che assisteva ad una crescita del corpo studentesco dai 3.916 studenti nel 38-39 ai 6.306 del 41-42. Se il conflitto evolveva poi in modo diverso rispetto alla vittoria sperata, è interessante notare come la lettura dello stesso diario relativo agli anni 43-45 ci rivela un'inossidabile, fin quasi all'ultimo, fiducia che la guerra non sia persa e che i barbari, così venivano chiamati, e significativamente nel suo diario gli alleati, non dovessero prevalere. Non intendo soffermarmi qui particolarmente sugli anni 43-48, che costituiscono uno snodo fondamentale nella vicenda biografica di Carlo Anti e che senz'altro permettono di leggere in che modo si ridefinirono e si riarticolarono le sue idee
in un momento di radicalizzazione della politica e delle scelte, e poi, con la fine della guerra, di riarticolazione delle stesse in ragione del crollo del fascismo, perché ho ritenuto che in questa sede fosse più opportuno riflettere sul nucleo centrale della sua biografia, quello in cui, con il fascismo stabile al potere, la normalità del fascismo di un militante d'eccezione durante il regime potesse essere letta. E per queste ragioni non ho voluto approfondire qui un tema che altri hanno già trontato, ma su cui senz'altro sarebbe utile tornare in una prospettiva più ampia, e forse sarebbe stato utile farlo anche qui, ossia il modo, già citato, in cui Anri fece propri e applicò le leggi antisemite del regime, una questione che non può essere affatto una parentesi nel modo di Anti di essere fascista, ma che qui ci porterebbe altrove. Mi preme però, in conclusione, evidenziare che se ho scelto di riflettere sulla continuità della riflessione di Anti sul ruolo dell'Italia nel corso degli anni 30, una continuità che si radica nella scelta interventista e nell'ideologia nazionalista e fascista di cui si fece intellettuale militante, è perché questa parabola intellettuale, coerentemente sviluppata nel corso di un trentennio, ci permette forse di fare i conti con il passato del Paese e di osservare il ruolo fondamentale che nel definire questa storia ebbe un nucleo di intellettuali nazionalisti che solo negli ultimi anni hanno ricominciato ad essere considerati nella loro determinata importanza tra gli anni, e che diciamo, agirono tra gli anni 10 e gli anni 40. E di ricordare il fatto che forse non per caso, ma anche questo discorso ci porterebbe lontano, alcuni di essi, penso a Danti ma anche a Rocco e a Baudelaire in particolare, con Padova e in particolare con la sua università, ebbero un rapporto non episodico. Tuttavia, come ci ha ricordato il professor Milanesi, questa storia va letta anche alla luce della storia successiva, cioè la storia dell'università, l'unica in Italia, che conobbe l'onore di essere medaglia d'oro per la Resistenza. Grazie.